Buongiorno e ben ritrovati con questa edizione straordinaria. Il cellulare, come si suol dire, il furgone della polizia penitenziaria che avete visto arrivare alle 8:20 circa, aveva al suo interno Filippo Turetta. Filippo Turetta, protagonista oggi della seconda udienza per il processo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, una giornata molto importante dopo la prima udienza del 23 settembre scorso che ha delineato il perimetro di questo processo, e poi ne parleremo perché è molto particolare, velocizzato, un processo lampo è stato detto. È il giorno di Filippo Turetta, il processo è iniziato da mezz'ora circa, Filippo Turetta sta parlando, vi faccio anche vedere un'immagine all'interno dell'aula di giustizia, eccolo qui, quando Filippo Turetta viene portato al posto dove sta rispondendo alle domande del pubblico ministero Andrea Petroni. Poi lasceremo questa immagine di Filippo Turetta. Dunque è il giorno di Filippo Turetta con la presenza anche di Gino Cecchettin e anche di nonna Carla. Gino Cecchettin è in aula in questo momento e chiaramente c'è una si preannuncia una giornata di forte tensione emotiva perché il papà di Giulia si trova di fronte, faccia a faccia con l'assassino di fatto di sua figlia, l'assassino reo confesso. Una giornata dunque importante perché Turetta sta parlando ed sta ribadendo di fatto, adesso ve lo racconteremo, quanto aveva già detto in quel primo interrogatorio a Montorio Veronese il 3 dicembre scorso. E dunque vi racconteremo questa giornata, questa mattinata, sicuramente questa giornata, non sappiamo quanto durerà l'udienza, sono previste da calendario due udienze con Filippo Turetta sottoposto all'interrogatorio, ovviamente non solo del pubblico ministero ma poi anche alle domande degli avvocati, e poi le discussioni, le requisitorie dell'arringa il 25-26 novembre e il 3 dicembre la sentenza di questo processo che si è detto lampo. Lo seguiremo con Ilaria Marchiori e Sandro Ponco che sono all'interno dell'aula di giustizia. Come sapete la dinamica è la medesima della prima edizione, della prima udienza del 23 di settembre, quindi si è deciso di restare nell'aula del Palazzo di Giustizia in Corte d'Assise, ma nell'aula del Palazzo di Giustizia della Cittadella della Giustizia a Venezia, quindi un'aula ristretta con solo pochi giornalisti all'interno, anche l'impossibilità di fatto di mostrare in diretta, se non in differita, alcuni spezzoni del processo. Noi abbiamo comunque la nostra Ilaria Marchiori all'interno con Sandro Ponchio, all'esterno Christian Arboit e Simone Merlo, qui con me in studio per cercare di capire tecnicamente alcuni passaggi anche difficili di questo processo, e per parlare anche di questa vicenda che ha scosso l'Italia e che continua a scuotere l'Italia, si è detto il simbolo un po' dei femminicidi in Italia, uno degli avvocati penalisti più noti della Marca e non solo, Alessandra Nava. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, prima di tutto però andiamo da Christian Arboit con Simone Merlo di fronte al Palazzo di Giustizia, di fronte al Tribunale. Hai potuto vedere anche Gino Cecchettin e anche l'avvocato Caruso. Allora, la situazione? Una situazione, buongiorno Nicola, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3 anche da parte di Simone Merlo, una situazione in evoluzione rapidissima perché Filippo Turetta ha iniziato a parlare, è iniziato l'interrogatorio e sarà depositata nei prossimi minuti anche una memoria scritta di pugno da Turetta nei mesi scorsi, 40 pagine che saranno depositate agli atti. Quindi non solo la testimonianza di oggi, l'interrogatorio di oggi, ma anche questa memoria che Filippo Turetta ha scritto dopo aver preso visione, così si è appreso che ha scritto dopo aver preso visione degli atti di indagine a suo carico. È un Filippo Turetta che è arrivato questa mattina poco dopo le 8, lo avete visto nelle immagini di Simone Merlo, arrivato a bordo di un cellulare della polizia penitenziaria, arrivato dal carcere di Montorio nel Veronese, dove si trova da fine novembre dopo essere stato appunto
trasferito dal carcere di Lipsia, dove si trovava in un primo momento, perché la fuga di Turetta, lo ricordiamo, si era interrotta proprio a 40 chilometri dalla cittadina tedesca. Insomma, Filippo sta raccontando la sua verità. In questi momenti si è partiti dalla lista che lui stesso aveva scritto il 7 novembre, ma insomma questo ve lo racconteremo nel corso di questa lunga diretta. Dopo appunto l'arrivo di Turetta è arrivato, come hai detto tu, come hai ricordato tu Nicola, anche Gino Cecchettin attorniato dai suoi avvocati, da Nicodemo Gentile, che è tra l'altro presidente anche dell'associazione Penelope, dal legale Stefano Tigani, dalla nonna Carla, dallo zio Alessio. Non è presente la sorella Elena, non è presente il fratello Davide, che si sono costituiti parte civile la volta scorsa. Tra l'altro Elena ha affidato ai social un pensiero giustificando in qualche modo, anche se il termine è inappropriato, la sua assenza. Dice che non ce la fa a sostenere una giornata di questo tipo, di ritrovarsi di fatto a tu per tu con l'assassino della sorella, di ritrovarsi a tu per tu con Filippo Turetta. Elena, che fa anche una confidenza via social, e dice: io in questi mesi ho avuto bisogno di cure mediche, non sto bene, questi fatti mi hanno provato. E poi i ringraziamenti a chi è stato vicino alla famiglia e anche ai legali. Una giornata plumbea qui a Venezia. Gino Cecchettin è arrivato appunto alle 9 più o meno, un poco prima, non ha voluto rilasciare dichiarazioni, lo farà con ogni probabilità, così ci è stato detto anche dagli avvocati, a fine giornata o comunque alla fine di questa udienza, come aveva fatto tra l'altro la volta scorsa. Questa mattina c'era ancora meno voglia di parlare rispetto alla volta scorsa, anche perché tutto può accadere in processi di questo tipo, diciamo che l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, e quindi ogni battuta può essere, ogni dichiarazione può essere travolta e stravolta dal corso degli eventi. Quindi Filippo Turetta sta parlando, Filippo Turetta che è assistito dall'avvocato Giovanni Caruso. Giovanni Caruso ha rilasciato pochissime dichiarazioni a dei giornalisti all'interno, ha parlato di un Filippo Turetta come di un coniglio bagnato. A noi ha detto poco altro e ve lo farei sentire, chiaramente nella concitazione del momento e nella ressa dei giornalisti. Sentite l'avvocato Caruso. Avvocato Caruso, ci può dire solo come si articolerà? Non lo decido io, lo decide la Corte d'Assise. Ecco, lei ha incontrato Filippo? Certo l'ho incontrato. Come sta Filippo, avvocato? Come sta? Come si sente? Vedremo oggi come si sente. Ecco, vediamo oggi come si sente, dice l'avvocato Caruso riferendosi a Turetta che sta apparendo agitato e un po' confusionario. Ecco, sta parlando in questo momento della lista di oggetti che servivano a quanto pare per rapire Giulia, perché il piano era quello di rapire la ragazza e di toglierle successivamente la vita. Però anche qui Turetta sta riferendo in aula e come mi dice anche la collega Edica Di Manna, che sta seguendo questo interrogatorio con Ilaria Marchiori, che è presente all'interno dell'aula, poi vedremo degli spezzoni, perché così possiamo fare. Ecco, Turetta un po' si sta contraddendo, non è una deposizione chiarissima, quindi
I prossimi minuti, le prossime ore saranno importanti per capire quale fosse il piano di Turetta, che cosa Turetta avesse in mente e appunto come intendesse gestire quel rapporto che era malato sicuramente da parte sua nei confronti di Giulia Cecchettin. Su tutto questo pende anche la possibile richiesta di una perizia psichiatrica, ma appunto non è detto, non sarà la difesa a richiederla, però potrebbe essere richiesta una perizia da parte del giudice. Altre volte lo abbiamo visto in altri processi, anche se la volontà di tutte le parti processuali è quella di un processo veloce. Il 23 settembre scorso, al termine della prima udienza, si era parlato di un processo lampo. Non è un giudizio abbreviato, non lo può essere per motivi procedurali, ma deve essere un processo veloce. È l'intendimento di tutti, è l'auspicio di tutti, anche perché ci troviamo di fronte a un reo confesso. Quello che può fare la differenza nella deposizione di Turetta, del reo confesso Turetta, è chiaramente l'entità della pena. Parliamo di ergastolo, parliamo di 30 anni di carcere. Chiaramente l'ergastolo scatta con certezza, con quasi assoluta certezza, nel caso in cui sia riscontrata anche la premeditazione, ma appunto perché scatti la premeditazione deve emergere probabilmente un piano, un intendimento, ed è quello che in questi minuti, in queste ore si tenterà di capire. L'interrogatorio a Turetta potrebbe andare oltre la giornata di oggi. Un'altra udienza è già stata fissata per lunedì 28 ottobre, ma è chiaro che insomma passo dopo passo non si possono fare previsioni particolari. C'è questa memoria appunto di 40 pagine che sarà depositata agli atti. Per quanto riguarda invece il processo, quello che per il momento è stato definito è la costituzione delle parti civili, quindi tutti i familiari prossimi di Giulia Cecchettin sono parte civile nel processo. L'ammissione è avvenuta il 23 settembre scorso, parte civile è il papà Gino Cecchettin, parti civili sono i fratelli, sono Davide e Elena, e parti civili sono anche lo zio Alessio e la nonna Carla, mentre non sono stati ammessi a parte civile i comuni di Vigonovo e Fossò, che avevano chiesto di fatto anche i danni d'immagine, e diverse associazioni, tra queste anche l'associazione Penelope. Questa per una questione anche di economia processuale, è proprio perché si è scelto una modalità veloce, rapida di processo, stralciando anche la lista dei testimoni, che in un primo momento era stata depositata un solo testimone per la difesa, una dottoressa, un'anatomopatologa che aveva assistito all'autopsia sul corpo martoriato di Giulia, e 30 invece testi per le parti civili, ma alla fine si è deciso appunto di far saltare queste liste e di andare subito al nocciolo della vicenda con l'interrogatorio per l'appunto di Filippo Turetta. Allora Nicola, facciamo così, è una situazione molto mobile, in evoluzione. Edi Caliman continua ad aggiornarmi e la ringrazio. Adesso si sta parlando anche dei coltelli in macchina. È un elemento fondamentale quello dei coltelli in macchina, perché la presenza di quei due coltellini che sono stati utilizzati per colpire Giulia la prima volta a Vigonovo e la seconda volta a Fossò, con il primo coltello che poi si è spezzato, la presenza di quei coltelli in macchina sono probabilmente un elemento di premeditazione. Perché altrimenti portare dei coltelli in macchina? Perché portare in macchina altrimenti dello scotch o comunque dei viveri? Perché? Insomma, tanti gli interrogativi, e a questi interrogativi
Filippo Turetta dovrà dare sicuramente una risposta. Poi chiaramente lo capiremo nel corso della giornata quanto queste risposte saranno esaurienti. Per il momento con Simone Merlo, Nicola, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Christian Arboit. Allora, prima di venire all'avvocato Nava, come diceva Christian, Turetta deposita uno scritto di circa 40 pagine in cui a mente fredda cerca di ricostruire punto per punto i suoi ricordi o di aggiungere o integrare quanto detto durante i lunghi interrogatori. Lo ha detto appunto il suo difensore Giovanni Caruso, l'arrivo in corte d'Assise a Venezia. Questo è per quanto riguarda la memoria difensiva. Il pubblico ministero Petroni ha subito chiesto il perché di questa memoria difensiva. È una memoria che Turetta ha detto è stata scritta intorno a questa estate per fare riordinare un po' le idee. Alla domanda poi sulla lista, si diceva prima la lista degli oggetti, fondamentale anche per comporre l'ipotesi della premeditazione, che è fondamentale, che è dirimente in questo processo. Il pubblico ministero ha chiesto, ci spiega il senso di quella lista, qual era lo scopo di quella lista. Bene, Filippo Turetta ha detto: è difficile da ammettere, ma quella sera, quando ho cominciato a scrivere la lista, ho ipotizzato di mettere in atto il piano e fare questa cosa in un momento futuro ed eventuale, di rapirla, stare un po' di tempo insieme a lei e farle del male, toglierle la vita. Così ha detto Filippo Turetta. Quindi il pensiero, il piano, parla lui stesso di un piano, mettere in atto il piano e fare questa cosa, pensare di rapirla, di farle poi del male e di togliere la vita. In quel momento, ha detto ancora Turetta, ci eravamo salutati da poco litigando, io ero arrabbiato, facevo tanti pensieri, provavo risentimento pensando al fatto che avessimo appena litigato, che fosse un bruttissimo periodo e che io volessi tornare insieme. Così in quel momento mi faceva piacere scrivere la lista per sfogarmi, perché mi tranquillizzava pensare che le cose potessero cambiare, andare avanti in modo diverso. Questo ha detto poi precisando le parole che aveva pronunciato poco prima. E l'avvocato Caruso ha poi precisato al pubblico ministero un conto è pensare una cosa, un conto è poi creare un piano. Insomma, siamo nell'alveo della discussione, ovviamente all'interno di un processo. Avvocato Nava, si è detto, lo ha detto anche il nostro Christian Arboit, è particolare questa procedura o succede a volte di arrivare a velocizzare un processo di questo tipo? Siamo di fronte a un accordo che c'è stato tra difesa e accusa di fatto per rendere il processo più veloce possibile e quindi la formula del processo è la seguente: il 23enne Turetta sarà giudicato sulla base degli atti raccolti durante le indagini preliminari, senza l'audizione di testimoni e consulenti. Quindi diciamo che è una sorta di rito abbreviato ma senza lo sconto di pena. Ecco, questo tipo di procedura è particolare? Capita? Allora, capita molto spesso in realtà. Di solito capita quando la difesa ha avuto difficoltà nelle fasi precedenti, quali possono essere per esempio se c'è il passaggio dell'udienza preliminare. Qui sappiamo che si è rinunciata anche all'udienza preliminare e si è chiesto direttamente il giudizio sostanzialmente immediato, ma a noi capita quando abbiamo avuto difficoltà di reperire per esempio l'imputato e quindi abbiamo avuto difficoltà di essere muniti ad esempio di procura speciale che ci consentisse di accedere a riti alternativi. Quindi ritenendo che l'istruttoria non possa aggiungere nulla neanche dal punto di vista difensivo agli atti, al fascicolo del pubblico ministero, si fa un accordo appunto con il pubblico ministero stesso, che deve essere poi ratificato dal giudicante, per decidere tra virgolette allo stato degli atti. È appunto un abbreviato tra virgolette anomalo, nel senso che non riconosce la riduzione del terzo di pena previsto per il rito abbreviato. Nel caso di specie, è stato già ricordato correttamente, il rito abbreviato non poteva essere richiesto appunto per la gravità delle imputazioni, perché c'è l'aggravante della premeditazione. Quindi questa scelta difensiva era un po', diciamo,
una scelta obbligata, la strada è molto stretta per la difesa e quindi si tenta di agevolare naturalmente la definizione del processo, che sarebbe stato nel caso di specie molto lungo e complesso, anche molto doloroso naturalmente, ma avrebbe necessitato poi di una serie di udienze e di attività anche molto costose per la giustizia, e quindi poi avrebbe comportato ovviamente una tempistica molto diversa. Qui si tenta di agevolare, quindi si dice bene, non abbiamo diciamo dal punto di vista difensivo degli atti istruttori da inserire, hanno rinunciato, ho sentito, anche all'unico test che avevano inserito, perché all'evidenza probabilmente non hanno nulla da contestare rispetto all'esame autoptico e rispetto a quanto è emerso dall'autopsia. Quindi diciamo la verità, è anche una scelta che non soltanto vuole per così dire agevolare la giustizia, vuole anche in un certo qual modo lanciare un messaggio dal punto di vista difensivo, perché la giurisprudenza riconosce comunque non certamente la riduzione del terzo per chi adotta questa scelta, ma certamente diciamo la giurisprudenza, la Cassazione stessa dice che si può tener conto del comportamento processuale quando è stato agevolativo, quando ha consentito una definizione più rapida e veloce, e quindi io ritengo che naturalmente in fondo diciamo, ecco, alla strategia difensiva ci possa essere anche quella di valorizzare, ecco, mettiamo così, il comportamento processuale di Turetta, che in base a quello che è stato ricordato mi colpisce molto il passaggio in cui lui pare abbia dichiarato oggi che avrebbe comunque predisposto questa lista perché metteva in conto prima o poi di attuare questo folle gesto. Beh, ecco, questo già di per sé, voglio dire, rappresenta un tassello importante che sicuramente poi i pubblici ministeri valorizzeranno allorquando dovranno sostenere che è dimostrata la premeditazione. È particolare il fatto che la difesa, secondo lei, non abbia chiesto la perizia psichiatrica? Allora, guardi, anche sulla perizia psichiatrica, per carità, per chiederla è necessario che la difesa produca al giudice degli elementi di fatto, portati solitamente da vicende pregresse documentate, non soltanto da periodi nei quali l'imputato può essere stato per ragioni diverse sotto stress o comunque in una situazione particolare. Quindi nel momento in cui non si ha la possibilità di fornire ai giudici degli elementi che devono essere concreti affinché i giudici stessi poi ritengano necessaria anche una perizia psichiatrica, e di solito il difensore accompagna questa documentazione anche con una propria consulenza di parte specialistica. Quindi il fatto che non sia stata diciamo anche scelta una strada di questo genere è indicativa, a mio parere, della circostanza che probabilmente non se ne avevano gli elementi. È vero, come è stato ricordato, che i giudici possono d'ufficio naturalmente predisporre una perizia, perché l'accertamento sulla capacità di intendere e di volere e di partecipare al processo è condizione preliminare che i giudici devono porsi per evitare naturalmente di imbattersi in una sentenza viziata. Non lo so se gli atti del fascicolo del pubblico ministero siano portatori di elementi di questo genere o se possano emergere dall'esame che oggi viene condotto. Da quanto ho potuto leggere, ma insomma approcciandomi così come tutti noi al fascicolo, non mi pareva ci fossero elementi, credo sarebbero stati valorizzati. Allora, diceva il nostro Christian Arboit la presenza di Gino Cecchettin, poi faremo anche un punto della situazione e vedremo dove eravamo rimasti con la precedente udienza, la prima udienza. Gino Cecchettin presente la nonna che parlò anche alla prima udienza, lo ricorderete, disse parole molto forti, disse alla prima udienza se fossi stato Filippo Turetta sarei stata presente, oggi c'è, ma la nonna disse avrei voluto che ci fosse anche alla prima udienza. Non c'è oggi Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, come non c'era durante la prima udienza, e ha spiegato la sua assenza in
alcune storie su Instagram, come spesso affida i suoi sentimenti, insomma, su quello che è successo in questi mesi. Oggi è lunedì 28 ottobre, quindi anche alla prossima udienza, dice Elena Cecchettin: non sarò presente in aula, non per disinteresse, ma per prendermi cura di me stessa. Sono più di 11 mesi che continuo ad avere incubi, 11 mesi che il mio sonno è inesistente o irrequieto. La mia salute mentale e soprattutto quella fisica ne hanno risentito. Ho perso il conto delle visite mediche che ho dovuto fare nell'ultimo anno. Seguirò a distanza anche tramite i miei legali, tuttavia non parteciperò. Sarebbe per me una fonte di stress enorme e dovrei rivivere nuovamente tutto quello che ho provato a novembre dell'anno scorso. Semplicemente, dice Elena Cecchettin, che ovviamente tutti la comprendono, non ne sono in grado. Voglio condividere questo perché penso sia giusto proteggersi quando ne abbiamo bisogno. Sono umana e come tutte non sono invincibile. Massima solidarietà alle persone che in questi mesi ci sono state vicine e si sono occupate di Giulia. Grazie per prendervi cura anche di lei. Queste le parole di Elena Cecchettin, su Instagram. Allora, ci informano dall'interno del Palazzo di Giustizia che alla domanda sul come aveva intenzione di usare i famosi sacchi dell'immondizia, siamo sempre all'interno del processo, trovati in macchina, Turetta non ha risposto a questa domanda. Allora, io farei una cosa del genere, visto che abbiamo una brevissima pausa pubblicitaria. Andiamo in pausa pubblicitaria e poi riprendiamo con il processo. Dunque, la seconda udienza, Filippo Turetta è in aula, sta parlando, ha detto quella frase: ho pensato di rapirla e poi di farle del male, c'è una memoria difensiva. Pubblicità.